vi ringrazio per la presenza anche questa sera. Anche questa terza serata abbiamo superato i 100 partecipanti, quindi saluto quelli che erano presenti ieri sera, quelli che erano presenti martedì e saluto ancora di più quelli che per la prima volta stasera partecipano al nostro incontro regionale. E come ogni sera abbiamo la fortuna di avere Cristian Zovico, il presidente del nostro comitato, che ci dà un saluto e quindi che ci dà un saluto e una serie di informazioni importanti. Quindi passerei a Cristian la parola. Sì, buonasera a tutti, un ben ritrovati a chi c'era già nelle scorse puntate e un benvenuto invece a chi è stasera, quindi un saluto a tutte e a tutti. Chiaramente i ringraziamenti alla struttura tecnica regionale che in collaborazione con i nostri uffici, con Cizzianotto in particolare, è riuscita a creare questa opportunità incastrando un programma preciso anche all'interno della programmazione predisposta dal nazionale, e quindi sono contento che insomma stiamo riuscendo a mettere in piedi queste serate che peraltro vedo molto partecipate, e questo sicuramente ci fa piacere perché l'impegno è stato notevole, perché naturalmente è un periodo in cui tutti si stanno reinventando tutto. Vi informo che la prossima settimana è convocato un consiglio regionale d'urgenza lunedì, perché la FIDAL ci ha chiesto già non solo di approntare le variazioni di bilancio per il 2020, c'è già una prima variazione di bilancio che è molto corposa perché parliamo di più di 100.000 euro su un bilancio da 500.000, e ci hanno già chiesto di fare adesso il bilancio di previsione per il 2021, quindi capite che il lavoro non manca, soprattutto nell'ambito amministrativo, dovendo reinventare completamente tutte le situazioni. Detto questo, due cose che interessano di più il lato tecnico: siamo stati autorizzati a poter organizzare in futuro anche non solo queste conferenze, ma anche i corsi di formazione a distanza per quella che è la parte teorica, quindi la parte A del corso istruttori. E lunedì discuteremo soprattutto sull'attività promozionale per quanto riguarda la parte agonistica, nel senso che abbiamo piena autonomia per tutto quello che è l'attività del promozionale, e lunedì sera c'è stata una riunione della Commissione Tecnica e Regolamento, a cui chiaramente c'era la parte politica rappresentata da Mattia Piccello e da Vito Vittorio, e la parte tecnica con Enzo Agostini e Michele, e il settore giudici con Stefano Martin. L'orientamento che stiamo prendendo è quello di ritenere bloccata l'attività agonistica del settore promozionale. Siamo in ballo tra fine luglio e fine agosto, vi dico già più probabile per fine agosto, perché naturalmente è un'attività delicata con minori, e soprattutto col fatto che anche dal punto di vista degli allenamenti solo in pochi in questo momento hanno ripreso questa attività. Per quanto riguarda il settore assoluto e in particolare naturalmente per la pista, attendiamo anche le indicazioni del nazionale, anche se il Consiglio federale è fissato a fine mese. Il messaggio che posso darvi è naturalmente quello che dobbiamo guardare avanti, dobbiamo andare avanti, e che la cosa di cui sono orgoglioso è che il nostro comitato, su tutte le componenti essenziali per il proprio funzionamento, ha elementi senz'altro validi, e queste iniziative lo stanno a dimostrare soprattutto nel settore tecnico. Quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, e naturalmente l'auspicio è di potersi rivedere un po' più sui campi e un po' meno al computer. Buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie Cristian. Alcune note organizzative per questa serata. Allora, prima della nota organizzativa, intanto un'informazione. I 2 video completi delle serate di ieri e martedì sono già presenti sul canale YouTube della FIDAL. Quindi in alto sulla destra c'è l'icona, c'è anche la news di Mauro Ferraro, potete collegarvi e sono presenti già tutti e 2 i video, quindi chi volesse rivederli oppure chi non avesse visto perché non era presente ha la possibilità di rivederlo. Questo è importante in funzione del prossimo incontro, che è quello del 23 di maggio, di sabato, perché lì ci confronteremo tutti insieme e quindi potremo dialogare senza avere
dei relatori specifici, oppure i relatori specifici potrete essere voi. Quindi anche ieri sera ho chiesto se qualcuno di voi vuole fare un intervento di una decina di minuti o con video o con PowerPoint o con una diretta a voce, però consiglio il video o il PowerPoint, visto lo strumento che stiamo utilizzando. Basta che ce lo mandi a cr.veneto almeno 3-4 giorni prima, quindi entro diciamo il 20 di maggio, in modo che possiamo vederlo, perché deve essere anche coerente con il programma che noi stiamo portando avanti. Allora, anzi, adesso perdiamo solo un secondo, il programma è questo. Ecco, se lo state vedendo in questo momento. Ecco, il programma riassume nei titoli, anzi il titolo riassume quello generale, i titoli di ciascuno degli incontri, quindi senza ostacoli e senza rete, che sono stati il primo incontro, quindi fare di necessità virtù, e per i salti in elevazione riuscire a fare attività senza zona di caduta. L'incontro di ieri con Forza e Enrico Lazzarin ci ha dato una serie di esercitazioni relative soprattutto alla muscolatura degli arti inferiori, che si possono fare a corpo libero con attrezzi che possiamo trovare in questo momento, e con fantasia, che è stato il tema che ha trattato Renzo Roverato, Sergio Vesentini e Andrea Meneghin, quindi l'importanza dei lavori imitativi, soprattutto in questo periodo, ma sempre quando si vanno ad allenare i lanci. Qual è la nostra finalità in questo momento? La finalità è quella di dare la possibilità ai ragazzi di riprendere, però bisogna riprendere in sicurezza, quindi è estremamente importante rispettare le norme che sono il distanziamento sociale, tutte le norme igieniche quando si entra in campo, le norme specifiche date dalle linee guida dello sport del Ministero, quelle ancora più specifiche date dalla Federazione di Atletica Leggera, i vari protocolli, e soprattutto bisogna ringraziare, se possiamo utilizzare i nostri campi, i nostri dirigenti, che fanno in modo che si possa riprendere in sicurezza, perché ciascuno di noi può essere un vettore di contagio, anche i nostri ragazzi, quindi dobbiamo cercare di non esserlo. Da questo punto di vista vi consiglio di vedere i documenti che ci sono nel sito, l'ho detto anche le altre 2 sere e insisto anche stasera, della Federazione Medico Sportiva Italiana, perché ci danno dei suggerimenti su come reiniziare, e in più ci danno anche delle indicazioni, delle attenzioni che dobbiamo fare da un punto di vista motivazionale, perché un'altra cosa molto importante per i ragazzi è avere ancora voglia di fare attività sportiva. E poi ancora importante è che i ragazzi possano avere un minimo di socialità reale, pur restando distanziati rispetto alla socialità che hanno avuto finora, o solo con i loro parenti in casa o con i loro compagni, però come stiamo facendo noi attraverso video. Quindi questi aspetti vanno sottolineati. Una sintesi di quello che hanno detto i medici sportivi lo ha fatto la dottoressa Ferrario, e potete trovarlo nel sito FIDAL nazionale o in Atletica Viva online, come i tanti video che abbiamo potuto tutti quanti, credo, vedere in questi momenti, oppure è su Runcard, anche lì potrete trovarlo. Runcard 7 maggio, c'è questo intervento, sono 12 minuti, fatto dalla dottoressa Ferrario. Ecco, questa sera trattiamo nel programma ricordando da dove si deve partire, quindi interverranno Michele Rossi, Diego Zocca e Mirko Marcon, parlando delle andature tecniche e l'importanza dell'uso del piede. Poi continueranno anche l'Abi Fauzi, Gianni Faccin ed Elio Dalmagro, e le andature saranno più finalizzate all'attività del mezzo fondo. E siccome parliamo di camminare, di correre lontano, di camminare lontano, poi Filippo Calore per quanto riguarda la marcia.
Volevo ricordarvi ancora, e poi ho finito, che fra un'ora potrete cominciare a segnarvi, ma ve lo scriverò in chat, per quanto riguarda la richiesta dei crediti. Sapete che la partecipazione a 2 incontri dà la possibilità di avere 0,5 crediti per chi poi deve iscriversi ai corsi allenatori o allenatori specialisti. Quindi vi chiedo di segnare nome e cognome e il numero di tessera, e poi servirà la chat anche o per fare direttamente le domande scrivendole o per prenotarsi. Quindi vi chiedo di prenotarvi se volete farla a voce o di scrivere direttamente la domanda. I 3 interventi saranno 3 interventi che dureranno da mezz'ora ai 35 minuti ciascuno, poi lasceremo il tempo, se ce la facciamo, per alcune domande, o lasceremo alla fine la possibilità di domande. Abbiamo sempre finito un po' più tardi rispetto alle 8 che hanno preventivate, siamo andati a finire verso le 8:15, 8:20. Se avrete la pazienza di restare, chi non potrà restare, non ci offendiamo se andate via un po' prima, magari metteteci un saluto, ci fa piacere sulla chat. Allora direi che ho detto quasi tutto, ho impiegato 2 minuti di più di quello che pensavo. Lascerei ora la parola a Michele Rossi per il primo dei 3 interventi. Quindi Michele, se vuoi attivare l'audio insieme con Diego e insieme con Mirko. Chiedo a tutti, nel momento in cui partiranno i video, per favore di spegnere le proprie videocamere, perché questo permette che il segnale sia migliore e si possano vedere in maniera migliore i filmati. Quindi vi chiedo questo favore. Oltre ai microfoni spenti, e questo l'ha fatto Cinzia, spegnete anche il vostro video, si vedrà solo il nome, non vi vedremo per un attimo, in modo che i video possano girare meglio. Grazie Michele, prego. Bene, ciao a tutti. Vorrei che Diego Zocca e Mirko Marcon aprissero i loro microfoni, che per poi interverranno anche loro durante il video che vedrete adesso sulle andature tecniche, che, come ti ha chiesto Agostini, l'uso del piede, però sappiamo che le andature tecniche vanno bene per tutte le specialità, compresa la marcia. Quindi adesso vediamo un attimino una cosa semplice. Le andature che voi vedete adesso sono tutte andature fatte nei raduni regionali che abbiamo fatto fino adesso, prendendo soprattutto di spunto i cadetti e gli allievi, e la cosa è poi sono riuscito ad inserire dentro alcune andature di atleti di grosso calibro, vedi la Manuela Levorato, la Borga Rebecca o Giovanni Galbieri. Questi lavori, diciamo, mettono tutto l'insieme soprattutto per capire l'importanza dell'uso del piede. Vedete, questo è un tacco punta, spero che tutti quanti lo osservino bene, è un tacco punta in cui qua, con questo raduno di Asiago, vedete che tutte le andature sono un po' diverse. Vedete il tecnico in fondo, Roberto, ha messo anche i ragazzi con le braccia in alto perché hanno la tendenza a muoverle troppo. Nel tacco punta invece dovrebbe essere braccia sciolte e lavorare solo con il movimento del piede che va dal tacco alla punta. Questo è un altro bellissimo esercizio che è una rullata a gamba tesa, in cui soprattutto si deve essere la piena estensione del piede verso l'alto. Vedete braccia che bloccano le spalle, busto dritto e retto, e le anche sono in posizione diritta. Questo è molto importante. Gli ultimi vedete, ragazzi hanno messo invece le braccia dietro la testa, che fa la stessa funzione di bloccare le braccia. Mi sembra che questo sia 2 ottimi esercizi, innanzitutto per capire, vedete che stiamo sempre lavorando sull'erba, per capire l'azione. Ecco, questa è Manuela Levorato, vedete che a quei tempi si stava ancora allenando, quindi parliamo di qualche anno fa, adesso ha fatto 2 gemelli, e stava facendo una bellissima calciata dietro. Adesso torniamo ai ragazzi e vedete che stanno facendo un lavoro praticamente di un mono calciata dietro, in modo da capire bene la posizione che deve avere il piede e soprattutto sbattere il tallone nella parte sotto dei glutei. Ecco una cosa, vedete l'uso delle braccia. L'uso delle braccia è sempre molto particolare. Tecnicamente l'uso delle braccia dovrebbe essere a spalle basse, angolo del gomito a 90 gradi, le mani che seguono l'andatura dell'avambraccio e
il spostamento dovrebbe essere circa di 90 gradi. Qui vedete invece alcuni ragazzi che lavorano, chi sbatte le braccia in alto, chi le porta all'interno, chi praticamente non le usa, chi si dimentica anche di lavorare con forza con le braccia. Ritengo che l'uso delle braccia è molto importante. Questa è una bellissima calciata dietro, vedete, organizzata. Ecco, qui potete vedere due azioni distinte. Una ragazza che appoggia bene il piede a terra in fase e un'altra ragazza invece che va ad appoggiare il piede leggermente all'esterno. Qui è proprio un lavoro che deve eseguire il tecnico di fargli capire di portare il piede dritto. L'importante è quello. Mirko, tutto bene? Mirko, apri il microfono. Eccomi, buongiorno Va a tutto tutti. bene fino adesso? Mirko, Ciao, va tutto bene? bene, tutto Benissimo. bene. Ecco, vedete anche l'azione delle braccia. Tutte queste ragazze, diciamo, è un raduno del 2011. Alcune di queste ragazze sono andate in nazionale, parecchi sono andati in nazionale. È stata una buona annata. Ecco, vedete ancora la calciata dietro. E qua vedete l'azione delle braccia che è sempre diversa da uno all'altro. Mirko, se vuoi intervenire. Non trovo sì. Diego non vedo Diego. Sono presente. Ah, boh. Se devi dire qualcosa, nessun problema, mi fermo subito. No, per il momento io, Michele, ti lascio proseguire. Vai, no, se volete aggiungere qualcosa su queste andature che abbiamo visto, nessun problema per me. Adesso vediamo un esercizio di calciata skip a ginocchia alte, in cui tutti i gruppi, vedete, soprattutto l'importante è l'azione del ginocchio che va verso l'alto. Vedete, ottima questa posizione, qualcuno si ricorda della Martina, piede a martello, ginocchio sopra i 90 gradi, braccio in posizione eretta, vedete l'angolo del braccio posteriore leggermente aperto, però è ancora in posizione buona. Qui l'azione della ragazza invece deve ancora finire l'azione. Qui vedete la differenza di spinta, una buona spinta verso l'alto, però vedete che il piede qua sotto è troppo sotto il gluteo, dovrebbe essere posto più avanti. Qui la ragazza non solleva le ginocchia. Questi sono ragazzi, sono cadetti allievi, quindi la loro sono ancora, diciamo, in fase preparatoria e in fase ancora di, diciamo, sgrossamento di tutte le andature tecniche. Ho fatto rifare questo skip a ginocchia alte perché penso che sia uno degli esercizi più importanti per il velocista, soprattutto il piede, l'impulso del piede a terra che deve lavorare in modo rapido col piede ben caricato. Anche qui è l'importante l'uso delle braccia, che sia coordinate col movimento delle gambe. Ecco, vorrei che Mirko o Diego, se volessero aggiungere qualcosa, sarebbe anche loro ottimo da poter dire. Mirko? Allora, per il momento, cioè, a me preme sottolineare la bontà, al di là delle andature, la bontà della scelta della superficie. A maggior ragione, come avevamo detto, dopo un periodo di stop così forzato, l'importanza di riprendere la sensibilità, la sensazione del piede su una superficie adeguata è assolutamente importante. Quindi eviterei, il consiglio che posso dare io per chi rientra o rientrerà nei prossimi giorni è quello di fare una fase di passaggio come in queste andature sull'erba, per evitare in particolar modo il cemento e l'asfalto, perché l'avranno sicuramente fatto in abbondanza in questo periodo, e la pista e le scarpe chiodate da proporre assolutamente con parsimonia, il che non vuol dire non usarla nella pista, nelle scarpe chiodate, ma un po' anche durante l'allenamento, magari variare all'interno della stessa sessione scarpa di gomma, scarpa chiodata, erba e pista, insomma, in modo da fare almeno una settimana, 10 giorni di ripristino, di sensibilizzazione
delle strutture. Ecco. Intanto per il momento mi sento di aggiungere questo, poi magari ne parliamo anche su altro. Diego? Sì, io volevo aggiungere questa cosa qua a quello che aveva detto Mirko, no? Sono perfettamente d'accordo sul discorso dell'erba. Volevo, se immaginiamo che questi ragazzi, soprattutto i giovani, sono stati chiusi dentro in casa per 2 mesi passa, quello che io consiglierei di fare o di non fare è esagerare nella correzione delle andature, cioè adesso ci troviamo questi ragazzi che vengono in campo con tanta voglia di fare. Io direi che almeno per le prime volte solo il fatto di fargli, tenendo presente anche il discorso della distanza tra di loro, se li facciamo praticamente fare queste andature a effetto anche gioco senza correggerli troppo, così riusciremo a non fargli passare quella voglia che hanno represso in 2 mesi. Cioè, questo è un po' il senso. Cioè, io mi limiterei in questa prima fase a proporre delle andature e cercare di trattenere la nostra voglia sempre di voler correggere, almeno per le prime giornate, cioè che abbiano un contatto, che lasciano libera la propria voglia di esprimersi, anche se ovviamente dopo 2 settimane di fermo, 2 mesi di fermo, il fisico non è così in grado di... la testa si ricorda l'andatura che sapeva 2 mesi fa, però all'atto pratico sono convinto che non sono in grado di seguire proprio i dettami. Ecco, questo un po' privilegerei la voglia di fare alla tecnica in questa fase. Non so se Michele sei d'accordo. No, sono d'accordo, soprattutto sono d'accordo col discorso di lavorare sull'erba, se è possibile, per evitare i traumi che possono iniziare a chi lavora in pista e soprattutto evitare i lavori sull'asfalto, che è micidiale, cioè spacca, può fare un'infiammazione ai tendini e anche indurire i polpacci, quindi io lavorerei soprattutto sull'erba, fare delle andature morbide sull'erba, tranquille. Io aggiungerei che posso farli lavorare anche a piedi nudi, vista la temperatura. Sì, certamente, l'importante è riuscire a trovare soprattutto che l'erba, il prato erboso sia bello piatto, senza buche. Certo. E quindi qui si possono fare benissimo delle andature, come avete visto, in forma non esagerata, in forma blanda, per iniziare piano piano una rieducazione all'attività e che tutte le fasce muscolari piano piano si sentono allenate, se no altrimenti dopo 2 giorni di allenamento o 3 giorni sapete che cominciano a dirvi ho i muscoli duri, sopraffaticato, sono pieno di acido lattico, ho lavorato troppo. Dopo 2 mesi di ferma bisogna sempre andare coi piedi di piombo e le mani ben guantate, come dicono adesso. Dico solo una cosa, io ho la speranza però che, vabbè, dopo magari è difficile pretenderlo qui ragazzi cadetti, però nel rispetto delle regole speriamo che qualcuno sia riuscito a fare un po' di digestione di cemento e di asfalto durante questi 2 mesi, perché in particolar modo io penso una cosa, che al di là di questa quarantena, forse quelli che avrebbero o che hanno potuto continuare a allenarsi in un determinato modo sono proprio i velocisti, perché comunque i nostri 200 metri di margine ce li hanno lasciati, quindi so insomma che molti velocisti hanno continuato nel rispetto assoluto e certificato delle regole a lavorare, quindi attraverso dei workout che gli si mandava a casa, attraverso un po' di corsa sull'asfalto, l'hanno fatto, quindi appunto per questo asfalto e cemento ne hanno fatto abbastanza, scarichiamo un po' utilizzando l'erba, come abbiamo visto. Bene, no, la mia era solo una precisazione, nel senso speriamo di non ritrovarci proprio da zero, insomma, questi 2 mesi, ma se siamo riusciti a stargli vicino, ecco, qualcosina hanno fatto. Allora, andiamo avanti. Ecco, vedete la Rebecca che sta facendo benissimo uno skip a ginocchia alte. Vedete la posizione del tallone che sotto il ginocchio ha un po' il difetto che apre le braccia dietro, però diciamo che d'accordo, si può anche, però il ginocchio è bello alto e il piede ben caricato a martello, come avete visto. Questo è un esercizio che può essere sempre lo skip con l'elastico, in cui vedete che questo allievo, dietro c'è Andrea Montanari che lo sta frenando,
e gli sta facendo proprio un esercizio che può diventare un esercizio, diciamo, di caricamento un po', lavorando per parecchi secondi questa andatura, si fa un buon lavoro anche di forza e difatti è finito. Eccolo qua, lo stesso esercizio in appoggio, con calma, vedete soprattutto la gamba posteriore che si distende completamente, l'appoggio del piede a terra non deve mai cedere, deve essere sempre ben caricato e il ginocchio bello alto. Eccolo qua, questo è un esercizio fatto abbastanza bene, non ci sono grosse problematiche. Eccolo qua, Giovanni Galbieri che mi sta facendo un bel esercizio, un appoggio in avanti. Se volete lo rivediamo un attimo, aspettate un attimo. Eccolo qua, vedete, un bel appoggio in avanti, meglio rivederlo dall'inizio. Eccolo qua. Vedete il ginocchio che va oltre i 90 gradi. Adesso andiamo a vedere un esercizio sempre fatto da Giovanni Galbieri di uno skip rapido, molto rapido, ben caricato, vedete? E piano piano si allunga passando alla corsa e poi si lascia andare. Questi sono tutti esercizi che possono passare, cioè passare dallo skip. Qui vediamo la Martina che sta lavorando sempre skip rapido con 2 piedi da cinese a cinese. Sempre la Martina che sta lavorando qui con 4 piedi da cinese a cinese. E anche qui tutta una rapidità continua. Qui vedete invece un avvio lungo in cui entra partendo da 6 appoggi, 7, 8 appoggi da cinese a cinese, in modo da essere costretta a caricare continuamente e velocizzare l'azione del piede a terra, quello è importante. Eccolo qua, un bellissimo esercizio di monoskip. Anche qui date attenzione che questi sono cadetti e allievi, quindi sono ancora, diciamo, secondo me ancora un po' da coltivare, da creare. Sono passati qualche anno, però tutti i cadetti e gli allievi che noi vediamo ogni anno hanno più o meno le stesse problematiche, difficoltà nell'esercizio e soprattutto coordinare i movimenti e soprattutto l'uso del piede a terra, sempre il piede ben caricato. Eccolo qua, un esercizio fatto dall'Elisa e dalla Rebecca, un monoskip in doppio appoggio. Torniamo con Giovanni e vedete anche qua, monoskip veloce, molto veloce. E questi, ecco, gli esercizi del monoskip possono variare da fasce, da periodo a periodo. Nel periodo invernale può essere fatto lento e caricato, nel periodo preagonistico e agonistico in velocità, fatto in velocità. Qui vediamo invece sempre Giovanni che sta facendo una calciata sotto e la Rebecca che sta anche lei lavorando su una calciata sotto. Siamo in pieno periodo invernale che deve essere fatta molto bene in modo da capire bene l'esecuzione del movimento. Come vedete qui l'ha lavorato, sta facendo un doppio skip, sta spingendo molto forte, vedete? Le sue spinte a terra sono molto esplosive. E anche qua vedete l'ha lavorato che sta facendo una calciata avanti e sta spingendo molto con doppio rimbalzo, sta spingendo molto col piede a terra. Vedete che lei pensa soprattutto alla spinta del piede a terra. E questo è il classico esercizio che permetterebbe anche di sbloccare le anche, è un imitativo della marcia che fatto anche dai velocisti può essere molto utile. Ecco, per il momento io avrei terminato il video che vi ho fatto vedere, nel senso che ho cercato di far vedere i video essenziali, quelli più essenziali possibili. Logicamente se qualcuno vuole fare qualche domanda adesso, se no possiamo passare al mezzofondo, o se Diego o Mirko vogliono intervenire, nessun problema. Vabbè, teniamo le domande alla fine eventualmente.
Perfetto. Enzo, se vuoi. Allora, bene, allora un ringraziamento a Michele, Mirko e Diego per il lavoro svolto, anche perché dobbiamo ancora una volta sottolineare quanto sia importante sapere da dove partire in questo momento. E quindi, scusatemi perché non ero più in video, ecco, dicevo, è molto importante sapere da dove partire, quindi la scelta degli obiettivi, e quindi partire dal piede è essenziale per i velocisti, ma è essenziale per tutti i corridori, è essenziale per i saltatori, è essenziale per i lanciatori, è essenziale per tutti. Quindi queste sono andature tecniche molto ben specificate, ma poi l'importanza dell'uso del piede, l'importanza di fare lavori, come diceva Mirko, su superfici particolari è veramente essenziale per tutti quelli che vogliono riprendere, anche perché nella ripresa dovremo fare molta attenzione agli elementi didattici. L'ho detto anche nelle altre serate, perché se dobbiamo gestire un gruppo di ragazzi in tempi limitati, in spazi che debbono essere diversi da quelli che venivano utilizzati normalmente, diventano molto importanti gli schieramenti, i vecchi ordinativi, diventa molto importante anche essere molto efficienti in quello che si fa. Quindi efficienza vuol dire dosare i tempi, dosare le proprie energie, anche perché probabilmente dovremo dividere i ragazzi in gruppi, lavorare un'ora con un gruppo di ragazzi, un'ora con altro, un'ora con altra, quindi è essenziale che questi tempi non vengano persi. È essenziale mantenere alto il tempo di impegno motorio dei ragazzi che magari verranno in campo 3 volte alla settimana anziché 4 e anziché 5 quanto potevano far prima. Quindi è importante fare le scelte giuste. Per questo motivo abbiamo voluto dare delle indicazioni come Commissione Tecnica Regionale, pur essendo molto consapevoli di quanto materiale si trovi in questo momento su internet. Poi chiaramente queste proposte devono essere adattate da ciascuno di noi tecnici al proprio contesto e ai propri obiettivi. Ho parlato abbastanza, adesso lascerei invece Mirko. parlare, se non ci sono interventi, di Diego, Mirko e Michele. Mirko forse? Vediamo se ci sono delle domande in chat, ma vedo dei buonasera. Mirko. Volevo, Enzo, inserirmi perché mi sono collegato proprio giusto e ovviamente rimanendo sulla precisazione che appunto ha fatto Michele sull'erba, come hai sottolineato tu, e come ha detto anche Diego, di impegnarsi poco nelle correzioni in questo primo momento. Volevo fare una deviazione da quello che potrebbe essere la tecnica, un piccolo intervento, 2 minuti vi rubo, una divagazione da quello che può essere la tecnica classica, delle andature tecniche classiche che proponiamo. Perché io personalmente sto sperimentando, sto provando e trovo molto utile fare delle esercitazioni che alla visione sono banali. Ho adesso 3 video che riesco, provo a condividerli. Sono esercitazioni banali, però hanno un fondamento di una base scientifica che derivano dalla scuola fisioterapica di Praga e vanno a lavorare sulla riprogrammazione motoria dei ragazzi. Allora, di fatto, adesso provo a condividerli e darvi velocemente una spiegazione. Allora, vediamo. Ti ricordo, Mirko, che abbiamo 5 minuti circa. Sì, ma me ne bastano anche 2 se mi parte minuti. Subito il video. Riuscite a vedere un video adesso? No, adesso vediamo una serie di icone. Ok, allora, vediamo se trovo l'altra schermata. Allora, il zoom è un po' complicato. Quindi chiedo ancora a tutti di fermare i propri video. Okay. Vediamo. Adesso
Io lo sto vedendo, voi lo vedete? No, vediamo sempre solo le icone. Ma forse perché non, ma riuscite a vedere il mio monitor, ma non il video? No, vediamo il tuo monitor, vediamo le icone, carrello elastico 2, corso di gruppo, Ok. ma poi il video non parte, Mirko. Il video. Se vuoi magari riassumerlo a voce, perché credo sì, sono che praticamente delle andature, esatto, vado finché provo a poi lavorarci. magari se riesci verso fine dell'incontro a rifarcele A vedere. capire, ok. Sono delle andature di camminamento in quadrupedia, perché il motivo delle andature in quadrupedia perché vanno a riformulare quelli che sono i meccanismi di base di articolarità e di coordinazione dei ragazzi, quindi l'alternanza braccio destro con gamba sinistra, in modo da creare uno schema crociato corretto. Questo permette di lavorare praticamente in posizione orizzontale anziché in posizione verticale, e il ragazzo ha una sensazione molto più pronta di quello che sta facendo. Adesso non so se il mio video sta andando, non so se tramite qualcuno riuscite a metterlo in atto. Purtroppo no. Purtroppo no. Allora, Okay. È uscito tra l'altro dallo share ci sarebbe un ultimo video che ha preparato allora, Diego Zocca, che se Filippo Calore lo può inviare, così vediamo. Filippo, se puoi. Arrivo. Questo non sono io. Siamo ritornati su quelli di Mirko. Mirko deve uscire dallo share. Ok. Esci per favore dallo share. Sì, arrivo, esco Sante subito. rosso. Stop share, ok. Ecco Filippo. Ecco il video. Ecco Diego, se vuoi far vedere, puoi aprire un po'. Ecco. Diego, a te. Qua ho chiesto a un atleta, allievo primo anno, di fare in sequenza una ventina di andature. Lei si è impegnata tantissimo, ma come vedete, siccome è ancora in formazione, cioè lei ha una carenze muscolari che gli impedirebbero la giusta esecuzione delle andature. Però quello che si vede è che ha tanta voglia, quindi è proprio l'esempio che facevo prima. Questo qua, vedi che c'è tanto impegno, però bisogna anche capire che questi ragazzi qua sono fermi da 2 anni. Cioè, la cosa più bella che hanno è la voglia di esprimersi, quindi io direi diamogli un insieme diamogli proprio una serie lunga di andature che si divertono nelle prime settimane. Questo è un po' il mio ragionamento. Come vedete lei continua a fare questa cosa. Quello che dovrebbe vedersi è la sua voglia di fare. Michele? Sì, va benissimo, continua pure, nessun problema. Ecco, questa qua. Io ho messo la strada leggermente in salita e così finché fa le andature sono anche delle cose abbastanza particolari. Lei però fa una sola andatura di ogni tipo, che così evita di annoiarsi. Chiaramente ripete 2 o 3 volte la cosa. Bene, mi sembra che Mirko sia riuscito a sistemare il video, quindi possiamo vedere quello che Mirko voleva far vedere. Aspetta un attimo, finisce questa azione qua. Mirko Certo. può...
Ecco, Mirko? Grazie Diego, abbiamo visto le andature di base. Ecco. Sì, Vediamo adesso. Grazie. Allora, beh, come abbiamo visto, allora, ecco. Oggi siamo sfortunati con Mirko. Eccolo qua il video, adesso dovreste vedere, giusto? Ecco, ok. Lo vedete? Sì. Ok. Ecco, facendo un passetto indietro, quello che piace proporre a me è proprio una riattivazione di quello che è uno schema motorio di base. Allora, in questo caso braccio destro, gamba sinistra e viceversa, che è un ripristino dello schema crociato. Cioè questo è un esercizio fatto qualche giorno fa. Di fatto non c'è, e lo vedete bene in questo video, non c'è una perfetta sincronizzazione tra braccio sinistro e gamba destra. Questo vi posso assicurare che prima della quarantena, del periodo di quarantena, era fatto in maniera perfetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque tutti gli schemi motori, come si dicevano prima, in 2 mesi qualcosa si cancella. Questo è chiamato il crawling. L'altro che volevo farvi vedere è la camminata dell'orso. La camminata dell'orso fa un po' ridere, però di fatto è quello che ci permette... eccolo qua. Lo vedete? Sì. Ecco. Qui abbiamo anche una preattivazione e un allungamento dei muscoli lombari e dei flessori della coscia. Ok, lo faccio ripartire, lo vedete? Anche qua dovrebbe esserci l'alternanza braccio destro, gamba sinistra e viceversa, okay? Per ricreare quello schema motorio corretto che dopo possiamo riportare in posizione eretta. Questi sono video che faccio vedere molto anche nei corsi di formazione del preistruttori. L'ultimo è la camminata del verme. Questo è un ottimo esercizio, dovrebbe essere partito, da me è partito. No, siamo ritornati alle icone, Mirko. Alle icone, allora clicco sull'altro pulsante, share video, dov'è? Devo stop share e ricondivido, eccolo qua. Adesso dovreste vederlo. Sì. Eccolo, lo faccio ripartire però. Eccolo qua. Qui lavora tantissimo il core, è un esercizio che è molto simile a quello che fanno anche gli astisti, dove si va in massimo allungamento, corpo quasi parallelo a terra, massima tenuta di gran dentato, dorsali, trapezio con il lavoro della parte alta e poi un accorciamento con i piedi che vanno in maniera alternata. Allora, in merito a prima, questo va a lavorare tantissimo sulla flesso-estensione della caviglia e va dunque a ristabilire un'articolarità con uno skip normale, magari si fa fatica perché diventerebbe un'andatura molto reattiva e secca. Qui di fatto il carico viene molto alleggerito, ma viene fatto con un ROM, con un arco di movimento molto maggiore, quindi come ripristino va bene. Anche qua l'erba, perché come visto nel video prima, abbiamo detto riprendiamo con l'erba, prima il video di prima era sull'asfalto, sul cemento, quindi come avevo ipotizzato, come mi ero augurato, cioè tanti lavorano sull'asfalto e sul cemento, passare subito alla pista può diventare paradossalmente ancora più traumatico perché è ancora più reattiva la pista. Quindi fare qualcosa sull'erba dopo un periodo o di stop o di cemento, ecco, lo reputo assolutamente positivo. Ecco, questo era un attimino quello che volevo, con cui volevo contribuire o meglio condividere con voi su una ipotesi alternativa che può essere anche però giocosa, soprattutto con le categorie ragazzi e cadetti, ma io personalmente lo uso molto anche con gli atleti più grandicelli, allievi e junior. Ecco, grazie Mirko, e posso dire che è molto interessante lavorare sulle quadrupedie, parlando di didattica, anche per i lanciatori, soprattutto nel periodo invernale. Lavori di potenziamento per tutta la muscolatura dell'articolazione della spalla, oltre che quella di tenuta del core, come dicevi tu, per i lanciatori sono fondamentali. Gli esercizi di quadrupedie sono utilizzati tantissimo dagli atleti che fanno la lotta e che loro usano tantissimo, quindi fanno tantissima resistenza alla forza degli arti superiori. Noi tante volte ricerchiamo esercizi appunto di forza resistente per gli arti superiori e dimentichiamo
queste semplici attività, che poi in questo periodo possono essere fatte molto facilmente anche a casa propria. Quindi i lavori Esatto. di quadrupedia, avanti, dietro, laterali, gamba, braccia sincrone, gamba, braccia alternate, sono estremamente importanti. Grazie ancora una volta e adesso passerei realmente a Labi Fauzi, Elio Dalmagro e Gianni Faccin per la seconda parte. Grazie. Chiudiamo i nostri video, chiudiamo i nostri audio e lasciamo invece a Labi Fauzi, a Gianni e a Elio. Buonasera a tutti, mi sentite? Buonasera. Mi sentite o no? Procedi pure Fauzi, sì, ti sentiamo, ma abbiamo messo i nostri audio in mute, come avevamo detto. Ok, un attimo che... Buonasera a tutti. Prima di tutto volevo chiedere a Gianni e a Elio se hanno qualcosa da presentare, così mi organizzo. Io eventualmente ho una video che ho realizzato oggi pomeriggio a casa mia per fare un lavoro, diciamo così, generale in stazioni con mia figlia. Dove c'è la prima parte che parla di andature e poi... Va bene, allora proviamo di fare veloci. Come il mezzofondo, normalmente la ripresa dovrà essere con cautela. Noi sappiamo per gli atleti d'alto livello, quando si fermano una settimana, 10 giorni, hanno bisogno di 3 settimane di più per ritornare al loro livello iniziale. Allora bisogna che la ripresa sarà gradualmente e con il tempo si riprende. È meglio assistere su un lavoro di costruzione in questo periodo perché non sappiamo come il mezzofondo andrà, se gareggiamo, se non gareggiamo e quando. Ok? Allora, l'allenamento nel mezzofondo noi dovremmo parlare del miglioramento della tecnica di corsa tramite le andature. L'importanza nella pianificazione dell'allenamento nel mezzofondo. Okay. L'allenamento del mezzofondo non è semplicemente correre come si può erroneamente pensare. Al contrario, anche i mezzofondisti orientano la pianificazione dei loro allenamenti sul lavoro specifico del piede, sulla coordinazione e sulla forza. Ok? Il piede ha un ruolo importante e fondamentale per la creazione e la restituzione della forza. Ho scelto di parlare sul piede perché è la base di tutto. Per fare bene il gesto, per fare bene le andature, bisogna lavorare bene il piede. Il piede, noi che appoggiamo per terra, è l'elemento principale che trasmette le forze che esercitiamo sul suolo. Avere degli appoggi solidi e efficienti significa che l'atleta deve possedere la capacità di utilizzare correttamente i suoi piedi alla fine di ottenere il massimo rendimento possibile. L'espressione avere il piede, come la maggiorità di noi allenatori diciamo sul campo, come si sente sempre, usata da noi perché? Perché l'allenatore, quando guarda l'atleta o l'allenatore che ha l'esperienza, è il momento importante dove usa il suo occhio per cogliere il momento fugace o il momento importante dell'intersezione del piede col suolo. Quindi azione e reazione.
E qua volevo fare ricordare la legge di Newton, che dice a tale proposito, che dice, la quale stabilisce che se un corpo esercita una forza su un secondo corpo, nel nostro caso il suolo, allora il secondo esercita sul primo una forza uguale e contraria. E di là dell'occhio dell'allenatore abbiamo anche altri metodi sofisticati, tale il video, tale foto, attraverso le quali l'allenatore può individuare e reperire il modo in cui il piede viene a contatto col suolo. Se l'appoggio viene su il tallone, sul pianta, sull'avampiede, o dunque valutare con precisione se il piede è bloccato a livello della caviglia, graffia al suolo, ha un appoggio dall'alto verso il basso e da davanti verso dietro. Qua, usando un apparecchio foto in rallenti per mostrare bene l'appoggio del piede da dietro, come si appoggia, e là vedremo un po' che si appoggia sull'avampiede, ma c'è meno l'azione da davanti verso dietro che ci aiuta a spingere il corpo in avanti. Se il movimento atletico viene dal piede, se il suo funzionamento viene analizzato, studiato, il compito dell'allenatore sarà dunque di educarlo per ottimizzare il rendimento. A tale scopo si propongono diverse sedute di allenamenti composte di andature tecniche che sollecitano il piede e i muscoli implicati come l'equilibrio e la precisione. Là, prima di continuare, ho fatto dei schemi sulle fasi di appoggio del piede. Il primo è il contatto, qua che si vede il contatto del piede col suolo, spesso viene col tallone. L'arto inferiore è flesso, il bacino, come si vede, che noi dovremmo evitare quando facciamo le nostre andature, è in anteversione. Vale a dire che la parte superiore del bacino è inclinata in avanti e la parte inferiore del bacino si scappa verso, si scivola verso il dietro, e là è frenante il movimento. E invece qua dove abbiamo il ciclo avanti, si vede che la presa del piede è dall'alto verso il basso, che il contatto viene sull'avampiede e graffia il piede. Là la gamba libera si trova avanti la gamba in appoggio. Poi c'è l'appoggio qua del piede, qua il piede è passivo, l'angolo è chiuso della gamba e il piede, l'angolo anzi chiuso entro la gamba e la coscia della parte segmente alto, e perdiamo il piede indietro. Okay? E poi c'è la spinta. La spinta, c'è estensione completa del piede, ok? Il bacino, la parte davanti è allineata con i due segmenti e la gamba libera non ha ancora finito il suo movimento in alto. E invece qua leggermente fletto
il segmento entro i due segmenti, e il ginocchio, il movimento, il piede sta preparando per attaccare per terra. Okay. Ogni specialità in atletica ha il suo specifico appoggio. Il mezzofondista corre più a lungo, di circostanza ha bisogno più di appoggi, fa più appoggi, cerca di correre in economia con efficacia per avere una buona accelerazione finale durante la gara. E non sono, gli atleti del mezzofondo non sono di sprinter, non cercano di avere il piede di un sprinter, ma cercano piuttosto di avere un piede resistente. Là ho fatto qualche esempio degli studi fatti della Germania dell'Est. Per un 100 metri abbiamo più o meno 45 appoggi, 400 metri più o meno 180 appoggi, l'800 370, il 1500 750 e a quel punto la maratona 26.000 appoggi. Okay. Per incrementare il rendimento bisogna migliorare l'efficacia del piede e aumentare l'ampiezza, l'obiettivo delle andature della forza, poiché per la stessa spesa di energia, se si migliora la lunghezza della falcata di qualche centimetro, alla fine della corsa si guadagnano qualche metro che si traduce in secondi. Ad esempio, se miglioriamo di 5 cm l'ampiezza, basta di 5 centimetri l'ampiezza della falcata, per un 800 si guadagna 5 per 3, 70 posi, 18,50 m. Per il 1500 si guadagna 5 per 7,50, 37,50 metri. Non è negligibile, è abbastanza interessante. Ma per ottenere tutto questo, noi dovremo lavorare sulla forza e sulla tecnica delle andature. Qua ho messo 2 slide per la forza. Ok, si chiede all'atleta di alzare la gamba in alto e toccare il muro con la pianta di piedi. Ok. Quindi là di tutti gli esercizi di forza che facciamo come mezzo squat, la girata e tutto, insisto tanto su questo lavoro. In fondo si vedrà un atleta che si prepara per fare il mono squat su una gamba, mezzo squat su una gamba, e là per la coordinazione e l'equilibrio. Qua dovremo chiudere, andiamo avanti. Qua c'è un altro esercizio. Sono le affondi e qua ci sono diverse maniere di farle. Abbiamo chiesto all'atleta di chiudere l'angolo dell'arto della gamba e della coscia e passare veloce il tallone sotto le glutei. Ok, vado un po' veloce, salto. Non so come fare per saltare. Ok, qua il piccolo gruppetto che abbiamo visto prima che si scaldava sono le categorie allievi juniores dell'anno 2011 che facciamo diverse andature e qualcuna è stata eliminata per la presa che non è stata chiara, e la chiedo a Gianni e a Elio se vogliono commentare o qualcosa, perché hanno visto qualche atleta con quale hanno avuto un rapporto. Gianni, mi senti? Sì, sì. Allora, in merito al video che hai fatto vedere, prima ho visto con Rossi la Elena Bellò che aveva un top giallo lì a raduno di Asiago. Sì. E è presente anche qui in questo video perché i colori sociali della mia società, quindi
e notavo appunto quanto indietro fosse a quel tempo, no? Nelle dinamiche degli appoggi, soprattutto nel video che ho visto di Asiago, mi pare che fosse cadetta là, no? Il primo anno cadetta quando ha fatto il raduno con la velocità, poi è venuta con te il secondo anno, quindi a conferma del fatto che ovviamente, no, se pur grezzi da giovani poi hanno, se lavorano costantemente con la tecnica, hanno un margine enorme di miglioramento, quindi ed è chiaro che tutto parte da sotto, dai piedi. Eccola qua, qui si può vedere, vedete la Elena è davanti a questo gruppo, non somiglia con la maglia gialla e rossa, quindi concordo col discorso del lavoro dei piedi. Io posso confermare che sia per quanto riguarda le andature e sia per quanto riguarda anche la parte quadrupedica che ha fatto vedere Mirko, noi lo facciamo, lo proponiamo tutti i lunedì per tutto il periodo invernale, quindi la parte tecnica delle andature parte con andature tradizionali, poi monopodaliche, bipodaliche, affondi, e dagli affondi poi passiamo alla quadrupedia, dove lavoriamo sia frontalmente che lateralmente con le andature di traslocazione. Proprio sembrava proprio un lavoro, no? Non dico copiato, ma quasi identico per certi tratti a quello che ha fatto vedere Mirko. Quindi il lavoro termina in quadrupedia. Per quanto riguarda un piccolo, se vuoi Labi, posso fare un piccolo intervento, 2 o 3 video solo sulla prima parte di quell'elaborato che ho svolto oggi con mia figlia, sì, dove posso far vedere la parte iniziale soltanto. Che riguarda allora vado veloce. Sei d'accordo, Sì, vado veloce così le puoi mostrarle alla fine perché ho qualcosa da... Sì. Allora, lo scopo degli atleti del mezzofondo è di spendere meno energia possibile durante i 2/3 della gara per poter concludere veloce, e si economizzano dell'energia importante e anche a dei ritmi alti. Per incrementare il rendimento bisogna migliorare l'efficacità del piede e aumentare l'empienza, come abbiamo parlato. Alla stessa frequenza della falcata, l'atleta con la falcata più grande che vincerà. E poi, se noi non miglioriamo la nostra ampienza e la nostra attraverso le andature, non possiamo andare lontani nel mezzofondo, in di là del lavoro organico naturalmente che dovremo lavorare. Ok? Allora vado veloce così puoi mostrare dopo. Questo è il resto delle varie andature che ho fatto, lascio passare. Se vedo, io penso anche Elio ha un atleta che qua ha avuto un rapporto, non so se mi senti. Sì, ti sento. Se vuoi parlare, dire qualcosa. Sto guardando, sto cercando di individuarlo. Mm-hmm. Stiamo parlando di Elisa. Sì. Elisa Bortoli, che quest'anno ha vinto i 3000 indoor ad Ancona. Mm-hmm. È una ragazza che di andature tecniche, come tanti all'età della categoria cadetti, non sapeva farle o comunque le faceva in maniera molto diciamo. Sì, questa ragazza qua, se posso dire, nonostante abbia vinto un 3000 indoor e abbia fatto medaglie nel 2005 alla categoria junior, ha iniziato l'attività facendo corsi in montagna. Mm-hmm. Sapete che io porto avanti anche questa causa in Veneto, e se posso fare una considerazione, secondo me adesso per riniziare a far correre i cadetti allievi, chi ne ha l'opportunità io li farei correre anche sui sentieri di montagna, che comunque è una palestra, anche lì insomma. Sono tanti tecnici che pensano che correre in montagna sui sentieri sia dannoso. Io penso che correre su un sentiero di montagna
possa aiutare l'atleta ad avere, intanto a controllare l'azione e l'appoggio del piede. Sì. E poi, come si è visto anche con Elisa, per fare la pista, per fare il mezzo fondo, quello veloce, c'è sempre tempo, diciamo. Bene. Ok, allora, come abbiamo visto, quali andature che stanno facendo non le fanno professionalmente, non le perfezionano, non le fanno bene, ma con il tempo e con l'età si miglioreranno quando hanno finito la loro crescita. Ok? E entro questi atleti abbiamo visto anche atleti come che hanno portato la maglia azzurra, la vedo Perco, vedo la nostra Federica, vedo la Vian, vedo tutti questi atleti qua che sono di categoria giovanile, non so, mi ha detto Gianni che qua la Elena è cadetta, ma per la loro età sono anche bravi di fare questi esercizi. E col tempo, se vediamo a questo periodo come le fanno, se sono migliorate abbastanza. Si notava anche la presenza di Silvia Pinto, Sì. non l'abbiamo nominato, che ha fatto un bel periodo anche lei, prima no, di terminare l'università e iniziare a lavorare. Sì. Categoria giovanile sono tanti campioni italiani che hanno vinto qua in questo gruppo, tanti. Allora, categoria allievi juniors. Ok, allora vado un po' più veloce. Provo ad andare avanti se si carica. Questo è un altro esercizio che si usa per il movimento circolare e l'allenatore può dettare la quantità a fare, esempio 5, e loro dovranno fare 5 veloci e fermarsi da un colpo. Poi dici 8, loro fanno 8 e si fermano. Ok? Queste sono qualche andature del mio gruppo, parlando perché vedo che stanno camminando su l'avampiede e voglio fare una notazione. Prima di fare le andature, prima ancora delle andature, è importante padroneggiare gli elementi della motricità. Camminata sull'avampiede, camminata sul tallone, camminata sull'esterno del piede, camminata sull'interno del piede e la rollata del piede. Tutti questi bisogna padroneggiarli già da piccoli. Se facciamo questi esercizi bene, il resto può seguire. La lascio sfilare un po' perché queste le andature che facciamo, le facciamo al nostro raduno che faccio l'estate. Se vedete il mio metodo del lavoro, ci sono tutti gli atleti del mio gruppo, d'elite e altre, e anche i piccolini. Il scaldamento li facciamo sempre insieme, perché i grandi imparano a supportare i piccoli e i piccoli guardano le grandi come corrono, come fanno per motivarsi. E dopo questo lavoro si dividiamo per gruppo e ciascuno fa il suo. E i piccoli qualche volta fanno solamente il scaldamento e le andature. Ancora 4-5 minuti, ho finito. Vado un po' avanti. Se sa che parlo delle andature, noi cerchiamo a lavorare anche nella quantità e gli atleti che fanno le distanze corte fanno anche l'intensità del movimento.
Questo sempre di nuovo al campo di Mogliano. E questo esercizio per mostrarvi che qualche volta uso le andature anche come allenamento, significa come seduta. Finiscono le andature, la fanno 3 volte, fanno un 400, poi fanno le altre andature per rendere il piede resistente. Perché l'atleta del mezzofondo non è una velocista, ok? Allora dovremo lavorare per rendere il piede resistente. Qua, quando ho parlato della frequenza dell'empienza, usiamo tanti le over. Qua un altro gruppetto che dopo il scaldamento si sono divisi, questi fanno la poliometria, l'altro fanno il lavoro intermittente, e poi c'è chi fa la pista e c'è chi fa il stretching in fondo. Questo che ho detto prima, e questo parlando per la rollata del piede. Un siepista del siepe, che è un specialista del siepe, che non padroneggia tallone, punta e rollata del piede sulla barriera della riviera, perché per quante volte salta la barriera con la stanchezza e le cose, perde il rendimento e rischia di cadere. Le andature, dopo vi dico perché ho fatto tutti i terreni. Le andature vengono fatte su terreni diversi: erba, pista, sabbia, salita e asfalto. È vero che bisogna farlo sull'erba, ma se applichiamo la legge di Newton è meglio farlo su terreni un po' solidi per avere azione e reazione. Possiamo utilizzare scenesi, berilli, ostacolini, ostacoli e fonocella, le scenesine come ha mostrato Michele Apati, per obbligare gli atleti, si fanno il skip della distanza corto, lungo, alto. All'inizio bisogna imparare ed eseguirli senza grandi quantità, e con il passare del tempo si possono aumentare le ripetizioni e la durata perfezionandoli. Io ho finito, una sola parola per ringraziarvi del vostro ascolto, grazie. Viva l'atletica, l'atletica è viva. Ho finito. Gianni, se vuoi ancora far vedere i tuoi video. Io mi fermo così, Gianni. Sì, esci dallo share, e grazie Fozzi. Entra pure. Allora, vi presento in sostanza, questa è un'esperienza durante questa pausa prolungata. Ovviamente, avendo anche una figlia che fa atletica, oltre che essere un tecnico, mi sono un po', diciamo così, dedicato a inventare qualcosa dentro l'ambiente domestico. La fortuna di avere un giardino, quindi se fossi stato in appartamento sarebbe stata tutt'altra cosa, no? E per cui dopo aver svolto diverse sedute, non solo con mia figlia, ma anche con i figli maggiori che lo fanno anche con altre intenzioni loro, ho detto dai, perché non organizziamo, oggi è una bella giornata di sole, ho detto dai che sistemiamo un po' le cose e facciamo un video che magari resta anche come ricordo. Quindi il video praticamente sarebbe così articolato. Allora abbiamo uno spazio a disposizione dove c'è una zona, io ovviamente qua il terreno è duro, quindi anche la parte introduttiva in natura è sempre molto corta, breve, e una parte, un fondo un po' più leggero, però in erba, che però non può essere utilizzato per le andature. Quindi la seduta di andature su fondo un po' più ovviamente rigido, quindi sono betonelli in cemento, immaginate, e delle zone verdi adiacenti. Allora qui praticamente ho inserito dentro alcune foto delle andature. È un esempio, no, di un lavoro. Ovviamente con Emily, che è una mezzofondista. Emily fino a poco tempo fa non sapeva cosa voleva fare dell'atletica, se fare salti, mezzofondo o addirittura anche ostacoli. Quindi con lei ho lavorato in forma generale per tutto l'anno scorso e ho iniziato solo quest'inverno a finalizzare un po' più per i 4800.
Ecco, qui sta facendo su una distanza di 8 metri 2 cambi praticamente. Adesso li faccio partire entrambi, nella prossima, così facciamo ancora prima a vederli, dove c'è una prima parte di lavoro monopodalico e bipodalico, in questo caso. Andiamo a vedere le andature, io le ho suddivise le andature in vari modi, andature tradizionali, andature combinate, andature complesse e andature cinestesiche, perché le faccio fare ad occhi chiusi. Quindi sono diversi livelli, questo richiamo di lavoro per i piedi con una leggera frequenza, non è ovviamente niente di eccezionale, anche perché consideriamo il periodo. Ecco, non sono mai state riprodotte, io le ho nominate, le ho svolte di prima intenzione, quindi non c'è nessun lavoro di addestramento, ma quello che vedete è esattamente quello che sa fare in questo momento, insomma, considerando il percorso. Ecco, andiamo avanti qui. Ecco, qui introduco già la marcia che verrà dopo, perché a tutti i miei atleti introduco sempre la marcia o forme di marcia abbinate alla rullata per lavorare sulle anche. Quindi associo il movimento del piede con l'avanzamento delle anche con la rullata. Andiamo avanti. Qui abbiamo il livello 2, chiamo andature combinate livello 2, perché la difficoltà di esecuzione di questi esercizi è progressiva. Un attimo, voglio farli partire entrambi. Come mai che uno mi esclude l'altro? Niente. Va bene, una alla volta. Ecco, qui lavora ovviamente in tenuta con la gamba d'appoggio e cerca di lavorare di mobilità di anca, non solo in senso frontale ma anche laterale, in modo da favorire un movimento del bacino decontratto. Qui invece in maniera, tanto i nastri bianchi e rossi sono facili da reperire, praticamente ho inserito dentro sempre andature che non sono tipiche del mezzofondo, ma si collegano un po' a quello che è anche l'attività della corsa veloce, quindi la disciplina della corsa veloce. E questo è l'ultimo livello, ho scritto livello 3 perché cominciamo ad andare in rotazione, un po' quello che si usa a fare molto nei lanci. Ecco, queste cose io le riproduco anche con i miei atleti nel periodo invernale in forma leggermente diversa, indoor, il lunedì in palestra. Vado avanti, poi abbiamo delle stazioni, no? Una stazione dove facciamo, è un esempio, dove si lavora normalmente a carico naturale o con piccoli carichi, palle mediche, per lavorare anche sulla struttura superiore e quindi non coinvolgere solo l'addominale ma anche i dorsali lombari, in questo caso spalle. Vado avanti velocemente. Ecco, questa è la riproduzione delle foto dell'esercizio. Vado avanti. Ecco, qui inseriamo dentro, in una stazione inserito anche il core, perché ritengo sia fondamentale avere un core forte per correre più veloce, soprattutto nel finale di gara, quando tendiamo, no, ad avere la muscolatura stanca e con la facilità di perdere il controllo del bacino. Questi sono esercizi, diciamo così, base del core, possiamo adottare una quindicina di soluzioni. Questo è un altro esercizio che si usa molto fare, ovviamente da prono supino, oppure senza la fitball, da fermo laterale. Vado avanti ancora, sempre un richiamo di forza. Anche in questo esercizio ovviamente si lavora bene sulla catena posteriore, l'appoggio di avampiede, non di tutta pianta, per riuscire a terminare la spinta dell'appoggio sulla base. Questa è un'azione di rinforzo dei quadricipiti. Lei ha fatto tutto con 4 ripetizioni, ovviamente sappiamo bene che le ripetizioni possono essere 6, 8, 10, a seconda anche del carico. Andiamo avanti ancora. Eccolo qua, questo esercizio ci fa vedere una serie di affondi che anche tu l'abbia fatto vedere, no? I raduni, come lavoravi bene sul prato sugli affondi. Qui abbiamo piccoli pesi dove l'atleta ovviamente
si sollecita tutta la parte della coscia, muscolatura della coscia, e qui un rinforzo a livello di catena posteriore, soprattutto bicipite femorale e gluteo. Ecco, queste stazioni finiamo con la parte alta del tronco. Qui con l'utilizzo sempre degli elastici possiamo fare dei bei lavori perché togliamo una parte del peso del corpo dell'atleta, il quale riesce in questo modo a completare il movimento. Gianni, scusami, ma dobbiamo... Ok. Mi spiace fermarti perché è molto interessante, però abbiamo... Sì, a posto, guarda, io ho finito il video. Abbiamo la necessità di passare alla marcia. Allora volevo dire che per quelli che avevano chiesto è possibile già rivedere i 2 video delle 2 serate precedenti sul canale YouTube. Quello di oggi sarà caricato domani mattina, quindi potrete rivedere con tranquillità. Ci scusiamo se alcuni video non si vedono a scatti oppure ci sono problematiche, ma vi assicuro che non è facile con Zoom riuscire a sincronizzare, ottimizzare e avere dei video che siano perfetti. Però l'importante è capire bene gli obiettivi che si sono dati i tecnici, gli obiettivi che si sono dati appunto Fauzi, Gianni e i commenti che ha fatto Elio sulle attività, per avere degli spunti per poter lavorare. Relativamente ai lavori di Fauzi, ma ne avevamo già parlato stamattina, è molto importante dire che lui ha utilizzato dei video in cui i ragazzi lavoravano in gruppo, ha utilizzato dei video in cui si entrava in palestra, in sala pesi. In questo momento purtroppo dobbiamo utilizzare delle strategie didattiche differenti, dobbiamo distanziarsi in maniera differente, al posto di usare il bilanciere dobbiamo utilizzare attrezzi di fortuna come ha utilizzato Gianni credo nel cortile di casa sua. Bene, grazie ancora e Filippo, se vuoi intervenire. In maniera molto rapida, visto che... Mi scuso, ma la marcia sai che è sempre l'ultima gara delle manifestazioni. Mi ero già preparato la battuta, siamo gli ultimi, ma un giorno saremo i primi, infatti portiamo più medaglie di tutti, dai, passami questo termine. Allora, io condivido immediatamente il mio video, così facciamo. Un attimo solo. E permettetemi che spengo, così facciamo. Ok. Un attimo solo che riparte. Benissimo. Allora, io volevo spiegarvi questo. Partire, camminare, marciare e correre. In questi 3 giorni abbiamo visto quanto importanti sono le andature. Fauzi ha fatto prima, ha detto una cosa fondamentale, l'utilizzo dei piedi, quanto importanti sono, eccetera. Anche per i marciatori i piedi sono fondamentali, come immagino per tutte le altre discipline. Allora, cosa facciamo? Io vi faccio vedere come funziona una giornata tipo di un marciatore. Inizia con lo stretching, che spesso viene fatto in maniera, secondo me, errata. Lo stretching, con le diverse tipologie, quindi dallo stretching statico, dinamico, isometrico, attivo, stretching passivo e poi con la PNF, che questa però ovviamente non ci riguarda, dalla quale do una brevissima definizione. Proviamo a pensare agli esercizi nello stretching statico. Consistono nel portare il muscolo al suo massimo allungamento e mantenere la posizione. Provate a pensare quanti esercizi ci sono. Stretching dinamico, e poi lo vediamo. Stretching dinamico, che sono quelli che usiamo spesso, anzi sono quelli che utilizziamo di più noi marciatori, sono esercizi che consistono in questi movimenti controllati e lo scopo fondamentale è quello di aumentare la mobilità articolare di una specifica parte del corpo, nel nostro caso le anche, ma non solo. Allora abbiamo lo stretching isometrico, provate a pensare al plank, che anche questo è una particolare sottogruppo dello statico. Il plank è proprio l'esempio tipo proprio dello stretching isometrico. Abbiamo lo stretching attivo, nella quale questi esercizi consistono in questa posizione, mantenerla e resistere soltanto con la forza dei muscoli antagonisti. Lo stretching passivo, il quale viene attraverso l'aiuto di un supporto e una forza esterna. Generalmente può essere data da che cosa? Dall'allenatore, che aiuta, e questo deve sapere dove deve arrivare, ad portare l'articolazione in quello stato di rilassamento e nell'allungamento.
E poi abbiamo invece la facilitazione neuromuscolare, che però è più tipica proprio della terapia riabilitativa, e forse anche Mirko applica anche lui, che appunto associa questo stretching passivo e quello isometrico, prevedendo delle diverse combinazioni di contrazioni tra 10 secondi, 10 secondi o a velocità diverse o a tempi diversi. Benefici dello stretching. Allora, il primo naturalmente è che aumenta la flessibilità. Provate a pensare che crescendo la flessibilità può crescere proprio la performance fisica e prevenire le lesioni muscolari. Infatti noi sappiamo bene che un muscolo elastico è di gran lunga meno soggetto agli infortuni rispetto ad un muscolo privo di elasticità, e questo sembra una cosa ovvia. Poi ovviamente contrasta gli effetti del tempo. Io che sono un po' vecchieriello, e soprattutto cosa fa? Aiuta con questi programmi di stretching che facciamo noi, utilizziamo, aumenta proprio il flusso di sangue nei muscoli, consente di accorciare i tempi di recupero in caso di infortunio e così via. E soprattutto aiuta proprio a raggiungere quella mobilità articolare ottimale che nell'arco del tempo si manifesta. Riduce lo stress. Noi lo utilizziamo per esempio anche, provate a pensare, prima di importanti allenamenti con i miei atleti, quando dobbiamo fare 35-40 km di allenamento, anche iniziare a fare questo aiuta proprio ad arrivare anche a uno stato di concentrazione, proprio a un livello di concentrazione tale da poter sopportare. Ovviamente migliora la coordinazione muscolare, e fin qui non ho nulla da dire. Attenua i dolori. In che senso? Proviamo a pensare, se io allungo i flessori dell'anca, gli ischiocurali e i glutei, oltre alla zona lombare della colonna vertebrale, questo cosa fa? Mi accresce il range di movimento del bacino e quindi l'arachide lombare, e di conseguenza questa maggiore mobilità mi aiuta a prevenire per esempio i dolori lombosacrali. Provate a pensare prima al numero di passi che ha detto Fauzi nel suo tipo di allenamento o comunque di una gara. Fate pensare a un marciatore quanti passi fa in più e deve rimanere, e questi dolori vi posso garantire arrivano sempre. Ovviamente allunga i muscoli, e poi tra qui insomma un muscolo allungato naturalmente ha una potenziale di crescita maggiore, e soprattutto anche nelle attività di programmi di allenamento aerobico, che è anaerobico, consiste che cosa? Consente di ottenere anche muscoli più grossi e più definiti, e in alcuni casi, e senza alcuni casi, molto più efficaci. Vado sempre velocissimo, scusate, perché ho visto l'orario. Allora, quando farlo? Allora, prima della seduta di allenamento sicuramente, ma attenzione, non come forma di riscaldamento, ma come una forma di preriscaldamento. Provate a pensare, la filosofia dello stretching è la filosofia del pilota che gira intorno all'aereo per vedere se tutto è a posto. Quindi comincia ad allungarsi, comincia a fare questo e via così. Poi a fine allenamento, naturalmente, provate a pensare dopo un allungamento, un allenamento molto impegnativo, allungare aiuta al recupero. Naturalmente, e durante l'allenamento va fatto lo stretching oppure no? Certo che sì, ci sono delle situazioni in cui, nei casi di indolenzimento muscolare, provate a pensare, un ragazzo che non ha fatto un buon riscaldamento, magari, capita spesso nei marciatori, dico, posso fermarmi un attimo a tirarmi i tibiali? Ecco, questo è una cosa che si può fare tranquillamente. Poi, durante l'allenamento, possono succedere i crampi muscolari, oppure possono succedere appunto degli spasmi muscolari che, attenzione, dopo magari una grossa ripetuta anche di velocità, magari ci sono questi spasmi che naturalmente possono portare a delle contratture muscolari. Esempio, una tipologia classica di allenamento, diciamo di azione tipo questa, dove noi andiamo a tirare, viene detto, il muscolo piriforme. In realtà guardate quanti muscoli vengono ad essere interessati a questo tipo di esercizio. Guardate, il medio gluteo, quelli che vedete con 3 asterischi, sono i muscoli profondi, ok? Muscolo piriforme, semimembranoso e così via. Vado in un'altra ipotesi, questo esercizio che è classico, no? Classico esercizietto che viene fatto, che deve essere fatto bene, quindi con angolo 90 gradi della parte anteriore. Guardate, il muscolo pettineo, l'adduttore breve, l'adduttore lungo, il vasto mediale, vado velocissimo, il gracile. Guardate, io vi ho anche evidenziato esattamente i punti in cui questo tipo di esercizio va proprio a intervenire.
guardate, e non soltanto nella parte, diciamo, anteriore, ma guardate anche nella parte posteriore, quindi piccolo gluteo, il grande gluteo, l'otturatore esterno e poi naturalmente il semitendinoso. Questo, che per noi è un esercizio fondamentale, serve per aumentare che cosa? La mobilità delle anche. Ripeto, prima si parlava di numero di passi guadagnati. Provate a pensare che se io in un passo guadagno 1 centimetro, moltiplicato per il numero di passi, moltiplicato per delle distanze che nel caso della marcia sono anche abbastanza impegnative, ok? Provate a pensare che qui i guadagni sono di minuti nelle prestazioni, per cui ecco, questo è un po' interessante. Ma ecco, partiamo nella parte più operativa ora. Eccolo qua, e facciamo vedere il film, il nostro tipo di allenamento, Eccolo qua, lo faccio partire. I nostri ragazzi ovviamente a casa in questo periodo, provate a pensare che in questo periodo in un'attività tipo l'attività della marcia, che è un'attività tipica di resistenza aerobica, diventava veramente difficile, quasi impossibile allenarsi, però noi abbiamo trovato degli stratagemmi. Allora, qui vedete delle prove, sì, degli esempi naturalmente di questo tipo di esercizi di stretching che, ripeto, gli atleti fanno prima della fase di riscaldamento. Guardate questo esercizio abbastanza impegnativo, viene con una modifica ora, vedete Beatrice, prende il piede, lo porta verso di sé, lo stesso esercizio cambia da una forma statica a una forma dinamica e così via. Importante la posizione delle braccia, importante la posizione del piede rispetto diciamo, alla testa, e questo vi porta ad eseguire l'esercizio nella maniera più corretta. Perché questi esercizi? Perché questi consentono agli atleti in fase di costruzione, e io non mi stancherò mai dirlo, che i marciatori, soprattutto quelli piccoli, che devono fare tutte le attività, e ripeto, tutte le attività, quindi dai lanci, i salti, alla corsa, ai balzi e così via, alla marcia, devono fare tutto perché acquisiscono questa esperienza motoria che gli diventerà utile nel momento in cui decideranno di fare i marciatori. Ok, quindi io qui non ho messo, per esempio, tutta la serie di balzi che noi facciamo, tipici degli ostacolisti, tipici per esempio dei velocisti e così via. In quanto voi sapete meglio di me che una buona mobilità articolare a livello delle anche vi può sicuramente portare che cosa? A un miglioramento prestativo. E il miglioramento prestativo è nella nostra ottica, è la nostra ottica. Allora, c'è da dire un'altra cosa, che le distanze che i ragazzi a livello proprio giovanile fanno sono praticamente delle distanze che durante ecco, questa, guardate, vi faccio solo vedere questo, l'orco cane, scusate, ho combinato io un guaio, ma lo recuperiamo immediatamente. Non preoccupatevi che recupero immediatamente. Recupero immediatamente. Ecco qua. Insomma, l'esercizio che c'era prima, scusate che ho cliccato in maniera sbagliata, l'esercizio che c'era prima, quell'esercizio lì è molto importante in quanto associa un movimento da un movimento statico a un movimento dinamico, soprattutto anche in questo caso, per che cosa? Per muovere perfettamente il bacino. Forse l'abbiamo saltato. Ecco, questo esercizio qua, guardate, vi spiego, ed è importante, ed è veramente importante. Mirko prima ha evidenziato che in alcuni esercizi gli atleti in questo periodo hanno perso della loro performance, ed era inevitabile, ed è vero. Allora, se voi fate questo esercizio, lo fate per 1 minuto e contate esattamente diciamo, quante volte sale sulla gamba destra rispetto alla sinistra, vi accorgerete che questo tipo di esercizio vi evidenzierà proprio spesso delle discrepanze. E questo vi fa capire che cosa? Vi fa capire, qua lo vedete per esempio con una gamba tesa, quindi lavorando, vedete sempre sui piedi, la mobilità per noi è fondamentale. Ecco, diventa fondamentale per capire qual è l'arto meno efficiente, e nel caso dell'arto meno efficiente dove poter poi compensare, perché nella marcia, e prima avete visto l'esercizio che è spezzato della marcia, cosa succede? Succede
che se un piede spinge più dell'altro, come verrà compensato? Verrà compensato dalla parte aerea, quindi dalle braccia, e quindi un'anca che spinge di più e un'anca che spinge meno vi porterà ad assumere che cosa? Spesso dei gesti dal punto di vista poi biomeccanico non perfetti, i quali non si devono confondere con lo stile della marcia, ma proprio in carenze da un punto di vista tecnico. Allora, io blocco questo video in questo punto, guardate bene come porta il piede Giulia dietro, perfetto, e guardate Michele il prossimo. Volutamente ho chiesto ai miei ragazzi che facessero degli errori, guardate, ecco qua, guardate il piede come è perso dietro, in questo caso lui non ha tenuto bloccato la parte del bacino, e cosa ha fatto? Ha anticipato e quindi ha perso praticamente l'efficienza della spinta, e di conseguenza un gesto del genere, se applicato durante la marcia, diventa un gesto inefficiente, e spesso si traduce, soprattutto ad alte velocità, in che cosa? Si traduce in uno degli errori classici, che è lo sbloccaggio. Qui vedete sempre un altro esercizietto, sempre di mobilità, perché va benissimo per i piedi e tutto, ma i marciatori usano tantissimo le braccia. Ecco, e quindi anche questa fase deve essere fondamentale nell'utilizzo. Quindi fase delle braccia, spalle, ecco, tutte queste fasi di allungamento sono fondamentali. Ecco, anche in questo caso mi soffermo. In questo caso una cosa importante di questo esercizio della marcia è quello proprio di evidenziare nella spinta l'indietro del bacino, quindi rimanendo fermi davanti allo specchio o con l'ausilio prima di un compagno, ora che non si può, ma comunque di uno specchio, posizionati davanti, potete vedere quale anca spinge di più dell'altra, e basta fermarsi e spingere. Guardate che in questo caso qui Maria Clelia sta spingendo. Poi passiamo invece all'altra serie di esercizi tipo dinamico, che anche in questo caso vengono fatti prima del riscaldamento. Utilizzo dei piedi, le andature. In questo caso guardate come Michele è sbilanciato sul davanti, e capita spesso di vedere i ragazzi in questa maniera. Vedere i ragazzi che marciano in questa maniera vi fa evidenziare due cose. Il primo, appunto, che manca il core, quello che è stato evidenziato prima da Faccin, e quindi di conseguenza bisogna lavorarci su questo, ma consideriamo sempre che i ragazzi sono piccoli e sono in crescita, e di conseguenza non riescono cioè bisogna costruirli. Qui lo vedete invece un gesto più efficiente nella spinta dietro. Qui idem, ripeto, ai ragazzi ho chiesto anche in alcuni casi di fare gli esercizi in una certa maniera. Questo è un esercizio che viene svolto da poche persone, ed è un esercizio incredibile, in quanto vi porta ad utilizzare benissimo le anche e proprio a sbloccarle. In questo caso vanno bloccate le braccia, ecco, vengono tenute bloccate generalmente anche con un bastone, in maniera tale che di questa maniera qui l'atleta è proprio obbligato a fare questo tipo di attività. Questo esercizio è fondamentale per correggere lo sbloccaggio. Guardate bene, la gamba sinistra è bloccata, guardate bene la gamba destra, guardatela bene, attenzione, qui si vedeva meglio, ok, c'era la gamba destra che era sbloccata, e non era un effetto ottico della rotula, mi raccomando, era proprio voluto in questo caso. Idem qui, e altri esercizi sempre di andatura e di mobilità. In questo caso il ragazzo riesce, e vi faccio vedere, lì la vedete su tutte le parti, mentre qui l'andatura è solo in monoappoggio. Utilizzo delle braccia, questo consente la spinta posteriore, oppure all'indietro. Cambia completamente l'esercizio cambia completamente. Oppure, guardate, nei nostri raduni, utilizzo delle linee, quindi guida, eccoli qui, c'era anche la Greta prima, così la saluto. Oppure, guardate, l'utilizzo del braccio. In questo caso, perché viene fatto? Osservate bene, queste due ragazze sono la campionessa italiana allieve, e la ragazza che è a fianco, quella più centrale, è la ragazza che è arrivata terza agli italiani allievi di Agropoli dell'anno scorso, quindi farvi capire che il Veneto c'è. Questo, guardate, vi consente, vi aiuta a capire se per esempio il braccio completa la spinta all'indietro. In genere il braccio cosa fa? Non completa la spinta all'indietro. Guardate, avete visto l'Alexandrina? Che cosa ha fatto? Lei lo porta, ecco, lo porta all'indietro, non lo portava, non completava. Quel non completare la spinta all'indietro cosa fa? Vi porta ad anticipare le spinte, e di conseguenza ad andare negli errori classici della sospensione o dello sbloccaggio. In questo caso un altro esercizio che viene eseguito, abbiamo eseguito, è il classico esercizio dell'elastico,
e sono esercizi statici. Questi invece sono gli esercizi cosiddetti messicani, portati dal nostro grandissimo Armando Zambaldo, veramente portati da lui in Italia perché non li si facevano, e questi esercizi hanno la caratteristica di aumentare, con questa oscillazione, aumentare prima il senso naturalmente dell'equilibrio. Guardate qui invece Michele cosa lo fa. Guardate bene dov'è lui con il suo baricentro. Prima Beatrice era corretta, Michele gli ho chiesto di buttarsi in avanti. L'esercizio cambia completamente, nel senso che se io ho il baricentro portato verso l'avanti, naturalmente impatterò con il piede ed è inevitabile che il mio ginocchio sbloccherà. Ok? In questo caso l'altra variante è l'utilizzo delle braccia, e nell'utilizzo delle braccia vi porterà sempre ad oscillare nel giusto corretto. Questo è un altro esercizio interessante, in quanto cosa succede? Guardate, l'ipotesi è quella di spingere contro un muro, il muro è virtuale, quindi si spinge. Altro esercizio che avete visto prima, fatto un po' anche nella corsa, è l'esercizio che aiuta a sbloccare e aumentare la mobilità sempre delle anche. Altro esercizio interessante, guardate, provate a pensare di avere una corda di fronte a voi e questa corda dovete tirarla all'indietro ed avanzare. Ecco, questo esercizio qua, guardate, vi porta ad eseguire correttamente e a mantenere e a spingere perfettamente fino alla fine. Poi altri esercizi naturalmente di mobilità in questi casi. Altro esercizio interessantissimo che ai raduni della nazionale facciamo tantissime volte è proprio questo. Primo, i ragazzi marciano davanti, invece no, dietro, fila, e qua osserverete le diverse tipologie anche di capacità e di spinta, vedrete i piedi come lavorano. Se io vado all'indietro ho una percezione, spingo bene con le anche, guardate, c'è chi riesce a stare dritto, c'è chi è un po' meno preparato e vedete sbaglia proprio nella spinta, In realtà noi in questa maniera qua distinguiamo. Qui considerate che abbiamo ragazzini molto piccoli, cadetti, ecco. Guardate, soprattutto primo anno. Qui, guardate, utilizzo dei bastoni, altro elemento fondamentale, in quanto il bastone obbliga l'atleta a non anticipare il gesto biomeccanico, quindi con le braccia, ma è bloccato, è costretto ad utilizzare per avanzare le anche. Quindi di conseguenza o avanzi o non vai avanti. Ecco, vediamo anche i ragazzi di qualche anno fa. Ecco, questi esercizi naturalmente in questo momento non si possono fare perché vedete c'è l'utilizzo del bastone in tandem, però diventerà importante perché prima o poi comunque finirà, io sono molto fiducioso e prima o poi si ritornerà a rivivere un po', diciamo, sereni. E quindi questi esercizi si possono rifare. Ecco, vedete, anche l'atleta dietro marcia, idem in questo esercizio, l'atleta di fronte aiuta all'atleta che c'è davanti, insomma i due atleti marciano insieme e si correggono e si spingono e si correggono praticamente nella loro azione. Idem qui, guardate, sempre l'utilizzo di una corda consente al ragazzo che c'è davanti spingere e sentire che i piedi stanno spingendo, perché naturalmente, come si diceva prima, la marcia è come nella corsa, è avanzamento. Se il piede va a rullata e spinge bene all'indietro, andiamo avanti e andiamo veloci, ma se il piede arriva piatto, frena e di conseguenza non riesce a fare nulla. Guardate che bellezza questi ragazzi qua. Ecco, queste invece sono 3 proposte di lavori che vengono fatti, che si possono fare. Io li ho fatti fare i miei ragazzi naturalmente a casa, questi eravamo un po' prima della Covid, e guardate, semplicemente prima si parte con le braccia larghe, in maniera tale da poter avere la sensazione e quindi bloccare l'utilizzo delle braccia. Quindi ragazzi qui devono usare, guardate questa ragazza, ginocchio sbloccato, la gamba sinistra, e guardate, sono costretti per l'avanzamento l'utilizzo delle anche, sono disposti, guardate questa bellezza, sono disposti a differenti altezze, idem blocco anche sulla parte alta, quindi di conseguenza, di nuovo ripeto, avanzo. Qui i ragazzi naturalmente anche acquisiscono una buona coordinazione per poi arrivare a che cosa? Per poi arrivare naturalmente allo stesso circuitino che, ripeto, potevano fare a casa con le bottigliette di acqua, con qualsiasi cosa che poteva comunque distanziare. Ecco, guardate l'ampiezza. E guardate sempre questo ragazzo, guardate la rapidità, la velocità e così via. Ecco, e qui invece i ragazzi continuano invece ad utilizzare le braccia, c'è chi spinge anche qui
disposti a differenti distanze per aumentare e di conseguenza anche provare un beneficio sia in andata che in ritorno, quindi essere stretta, lavorare in frequenza, poi in ampiezza e così via. Qui naturalmente era per farvi vedere il tutto. Ho ancora qualche minuto e io poi ho concluso. Perfetto, il nostro obiettivo naturalmente è quello di arrivare a marciare fuori. Allora, i ragazzi tra 2 secondi finiscono, vi faccio così vedere. Ok, una proposta didattica che naturalmente abbiamo presentato anche come federazione a livello nazionale, qual è stata? In questi momenti in cui i ragazzi potevano allontanarsi di 200 metri, come risolvere il problema e il mantenimento almeno di uno status di forma. Allora, nel nostro caso, visto che Michele aveva dalla sua abitazione 200 metri in andata, faceva 200 metri di ritorno, 200 metri in giù e in su, quindi si faceva 400-800 metri, poi finito gli 800 metri rientrava dentro casa, quindi di una marcia, ripeto, lavorando, perché il nostro obiettivo era quello di mantenere la resistenza aerobica, quindi di mantenere, questo è un circuitino, guardate, che si può tranquillamente utilizzare anche per chi farà, utilizzando a diverse velocità la funicella, quindi in questo caso molto piano, poi qui per ovvie ragioni abbiamo ridotto, ma in realtà era molto più ampio questo zigzag perché andava molto più lungo. Ecco, questo è importante marciare a zigzag per qual motivo? Perché abitua a non sbloccare e soprattutto non andare in sospensione. Poi andava velocissimo, qui un po' meno efficiente, ma si andava velocissimi, ok? Poi si ripartiva, vedete, bastone, in questo caso passo spinta veloce per l'utilizzo ottimo delle anche, poi si girava. Abbiamo ancora 2 minuti e 12 secondi, quindi di nuovo, eccoli qua, funicella, però attenzione, funicella in avanzamento, quindi utilizzo piede che spinge, in andata e ritorno. Questo diventava un circuito naturalmente a bassa frequenza, però durava molto, estensivo. A questo punto non è ancora finito. Eccoci qua. Partiva, andava velocissimo, dopo una serie di esercizi che, ripeto, abbiamo ridotto. Poi aveva la spinning bike oppure aveva il tapirulan, ma anche con la spinning noi abbiamo utilizzato, è stato uno dei nostri strumenti che ci ha consentito di non perdere assolutamente la nostra, diciamo, resistenza. Abbiamo perso di velocità, non tanto, ma l'abbiamo persa. Però anche qui, vedete, la bicicletta è utilizzata a diverse velocità in maniera tale da poter essere poi un mezzo efficiente. Questa bicicletta qua poteva essere una bicicletta anche tranquillamente dei rulli e così via. Poi il nostro obiettivo naturalmente era questo. Il nostro obiettivo è quello di ritornare in pista e di rimarciare nella nostra maniera, oppure il nostro ragazzo sto seguendo io, di rivestire la nostra maglietta della nazionale. Ok, però ora non si può fare perché sicuramente andrà tutto bene e qui ho ormai concluso. Però guardate, soprattutto per quegli allenatori che hanno un po' a volte una preclusione, ma non dico una preclusione, ma magari dici ma no, ma la marcia è difficile, eccetera, la marcia è noiosa e così via. Guardate nei nostri raduni cosa succede. Questo, ripeto, è grazie sempre ad Armando Zambaldo, il quale ad un raduno in cui andai io tantissimi anni fa, presentò questo tipo di esercizio. Questo è l'uovo di Colombo. I ragazzi, guardate, anche in fasi di recupero, marciano anche se volete. Ma non solo i ragazzi, io lo applico. Bella! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Guardate come marcia. Dietro, sono qui. Guardate come marcia. Eccoli, guardate. Ecco. E qui ho finito. Ecco, in questa maniera, stop share, ok, un attimo solo, condivido il mio video. Ecco, chiedo scusa, sono andato abbastanza veloce, avrei voluto dirvi un sacco di cose, però mi rendo conto che le tempistiche erano molto ristrette. Però ecco, in questo per farvi capire come la disciplina della marcia, che io lo dico sempre, è propedeutica per tutte le discipline.
perché si impara un passo che è fondamentale, che è il passo pelvico. Provate a pensare dove, in quale disciplina non si utilizza il passo pelvico e poi ne possiamo riparlare. Ecco, quindi anche questi esercizi, indipendentemente dal fatto che poi uno possa o non possa fare la marcia, ripeto, conviene farglieli fare, anche perché, ripeto, quel ragazzo che avete visto è il classico ragazzo che quando era piccolo era stato un po' il brutto natroccolo. Vi racconto veramente questi 2 secondi. Era un brutto natroccolo. Quel brutto natroccolo, ecco, quel ragazzo lì fa 2,40 nei 1000, 53 nei 400 e fa 2,02, 2,03 negli 800, se non ricordo con precisione, anzi 2,02 alto negli 800. Ma ripeto, noi stiamo parlando da 50 km ed è vicecampione italiano. L'altra ragazza che avete visto, che è la Giulia Imbesi, proviene da che cosa? Da un settore che era la velocità. Anche in questo caso, un settore velocità nella quale non aveva espresso il massimo, un giorno in campo ha detto vorrei fare qualcosa di... Anzi, lei aveva detto smetto di fare atletica. Chi mi conosce sa che dico sempre ma no, vieni a fare marcia. Beh, lei mi ha preso la lettera, anche lei è vicecampionessa italiana. Quindi per farvi capire come alla fin fine certe discipline... perché è diventata così? Ma perché tutto il background che aveva fatto di velocista è diventato funzionale e ottimo, perché le andature e così via. Ecco, quindi lavorando in rete, lavorando in sinergia con le altre discipline, soprattutto con i ragazzi più piccolini, noi dobbiamo pensare che non sappiamo se diventeranno lanciatori, eccetera. Tra l'altro, e qui anche con Enzo, io ho avuto una ragazza che adesso ha smesso naturalmente, perché in quelle fasi un po' così, però lei lanciava il disco, faceva marcia, lanciava il disco. Sembrava 2 ossimori, però in realtà il suo essere avvantaggiata dal punto di vista, diciamo, delle anche le portava comunque a fare i suoi 27-28 metri a livello di allieva nel disco, che non vuol dire niente, però insomma si difendeva. Ecco, questo io ho concluso, poi mi chiedo scusa io perché sono andato veloce, perché volevo rimanere nelle tempistiche, perché ho visto che è molto tardi. No, grazie Filippo, è emersa chiaramente la grande passione, la passione per la marcia, ma anche la passione per lo sport che abbiamo messo tutti quanti. Abbiamo visto che gli altre sere che i saltatori usano la marcia appunto per l'avanzamento del passo pelvico, ma la marcia è appunto una disciplina, e ce l'hai mostrato con la didattica, che può essere utile per preparare tutte le altre discipline sportive, non solo quando hai parlato di sbloccaggio delle anche, ma anche per tutti gli esercizi di mobilità articolare, lo stretching dinamico che sei andato a proporre. Quindi siamo ritornati ancora una volta al lavoro generale, che è il lavoro fondamentale da fare in questo periodo di ripresa per tutte quante. Poi abbiamo visto parecchia fantasia nelle tue proposte, abbiamo visto come la marcia non sia una disciplina noiosa nella fase di allenamento fatta solo di distanze lunghe, ma sia composta anche di lavori tecnici, lavori coordinativi, lavori molto stimolanti. Quindi ancora grazie. E soprattutto, chiedo scusa, e soprattutto io sono contro la specializzazione precoce che vedo in alcuni allenatori. Ai ragazzi fino all'età di allievi, juniores, ricordiamoci, facciamogli fare di tutto. Eleonora Giorgi, quella che, non l'attrice, ma la nostra campionessa, pluricampionessa, eccetera, ricordatevi che ha iniziato all'età di juniores, prima correva a piedi e poi è passata alla marcia ed è diventata quello che è diventata con i suoi. La stessa cosa è stato De Benedictis, cioè tutti hanno, ripeto, un background, ma se noi lavoriamo in questo momento qua e non con la specializzazione, ma facendogli fare di tutto, perché io e i miei ragazzini piccoli gli faccio fare tutto, lanceranno 1 metro, non importa, ma lancia. Devono imparare a fare tutto. Ecco, questo per me è un messaggio fondamentale che deve arrivare. Quando si parla di multilateralità, ecco, per me diventa veramente... Perché? Fare 2 chilometri di marcia veloci, sono capaci tutti. Farne 3 non è un problema, ma la marcia non sono queste distanze. La marcia è prepariamoli, costruiamoli i ragazzi. Ecco la fase di costruzione che è fondamentale da piccoli. Ma la marcia diventerà quando saranno juniors da 10, 20, 35 km e così via. Ecco. Però se non hanno una costruzione, costruzione alla base, i ragazzi li perdiamo inevitabilmente. Per questo grazie ancora Filippo. Allora, io lo devo dire per cortesia, anche se capisco che siamo molto in ritardo. Se ci sono delle domande, avevo chiesto che ci fossero prenotazioni in chat. Io sinceramente
non ho visto le prenotazioni in chat, quindi ho visto parecchi, ma non neanche tanti, che ci hanno salutato e li ringrazio, li saluto anch'io. Io rinvierei, visto l'orario, visto che abbiamo passato le 8:30, però stasera ci stava perché avevamo 3 interventi rispetto ai 2 delle altre serate, il dialogo, le domande al sabato 23, dove avremo tanto tempo per poterci confrontare tra di noi. Ricordo ancora che i video sono visibili sul canale, già i primi 2, e questo credo sia inserito entro domani mattina o domani pomeriggio al massimo, quindi potete rivedere. Tra l'altro abbiamo imparato anche noi in queste 3 giornate, ci sono state difficoltà, ci siamo trovati alla mattina per riuscire a sistemare i video. Adesso Mirko diceva che un trucco potrebbe essere quello di passarli tramite WhatsApp, perché allora c'è la definizione giusta che può essere vista. Vi assicuro che non è proprio così facile organizzarci in questo modo, però abbiamo imparato in questo periodo, e soprattutto è bello tra tecnici trovarci in momenti diversi rispetto al momento di gara, dove ognuno è impegnato a seguire il suo atleta, e quindi magari sì, c'è dialogo, ma è un dialogo a 2, a 3, a 4, non è sicuramente un dialogo con 120 persone come in certi momenti questa serata. Quindi io saluterei tutti quanti, vi ringrazio ancora, vi do appuntamento per il 23 maggio